Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Temperatura estiva e sole pieno per la giornata inaugurale del concorso ippico internazionale di Roma, giunto alla 73esima edizione. Piazza di Siena è pronta per ospitare sul suo inimitabile palcoscenico una 4 giorni equestre di ottimo livello. Oggi sono 3 le prove internazionali inserite nel programma ed entriamo in collegamento diretto mentre si sta disputando la categoria a fasi consecutive. In campo per l'Italia Jerry Smith monta Nadir di San Patrignano, un cavallo intero nato nel 1995. Jerry Smith, cavaliere di grande esperienza, si avvia a completare la prima fase. Superata senza errori, può accedere dunque alla seconda, che comprende 5 ostacoli. Per ora la classifica provvisoria è capeggiata da Emilio Bicocchi in sella all'Andrù, percorso netto in 30,57. È questo il riferimento per Jerry Smith, che si avvia ad affrontare la parte conclusiva della seconda fase. Superato anche questo Oxer in bianco e azzurro. Ed ora l'ultimo ostacolo, si tratta di una combinazione, una gabbia. Arriva il netto per Jerry Smith, piuttosto lento rispetto al leader della classifica, 37,70, è in nona posizione. Si tratta del 10° netto di questa categoria a fasi consecutive. Miei compagni di viaggio, l'Esterna 1 di Bari, guidata dal regista Umberto Orti, poi Elisabetta Caporale, che è a bordo campo pronta a carpire qualche impressione a caldo dei vari protagonisti, e a fianco a me il già campione italiano nel settore del salto ostacoli Emilio Puricelli. Intanto in campo per l'Italia Cristian Pizzianti monta Meadow. Vi dico subito che si tratta di una categoria a 2 fasi. I vari binomi affrontano la prima parte del percorso, una prima fase con 8 ostacoli. In caso di percorso netto hanno diritto d'accesso alla seconda con altri 5 ostacoli, poi in caso di parità di penalità fra 2 o più binomi classifica il tempo impiegato nella seconda fase. Emilio Puricelli, allora ci apprestiamo a seguire un'edizione di questo concorso ippico internazionale sulla carta molto attraente, con diversi nomi di spicco. Hai detto bene, perché c'è la prima squadra tedesca, possiamo dire quasi sicuramente, Ludger Verbaun, Meredith Michaels Verbaun, il campione d'Europa Christian Allman e Marco Kusch, per cui una squadra fortissima. Poi c'è una buona squadra francese, la stessa squadra americana che ha vinto alla Ball qualche settimana fa. Le altre squadre non sono da sottovalutare, per cui direi che quest'anno è un'edizione difficile per noi. Cristian Pizzianti è nel pieno della seconda fase, ha già però commesso un errore, dunque sfuma la possibilità di un piazzamento di prestigio. Anzi, era in prima fase, dunque non accede alla seconda. Le cose erano cominciate bene per i nostri colori in tarda mattinata. Nella categoria tempo vittoria di Roberto Arioldi, loro piana Aramis, in seconda posizione il francese Olivier Guillon con Jeroen Duval, in terza Helen Whittaker per la Gran Bretagna con Hack Cancelier. Ed ora linea Elisabetta Caporale, che credo abbia accanto a sé un ospite. A te, Elisabetta. E l'ospite è Roberto Arioldi, chi questa mattina ha aperto in bellezza le danze per l'Italia qui a Piazza di Siena. Buongiorno, 5 volte campione italiano, non dimentichiamo, un veterano però che ha ancora molta voglia. Sì, ogni competizione fa gara a sé. Io sono un carattere molto competitivo, ogni volta che entriamo in gara ci proviamo. Qualche volta può andare bene, qualche volta un po' meno bene. Beh, spesse volte, non dico tutte, ma molte qui a Piazza di Siena dal 70, 74, 76 Arioldi ha vinto la prima gara, quella proprio sempre a categoria a tempo, oggi con un cavallo che generalmente corre la potenza. Sì, è un cavallo che di solito usiamo per la potenza. Qui però c'era un tracciato che lui si adeguava molto, perché nelle linee potevo togliere dei galoppi, avendo una grande falcata ho potuto togliere diversi galoppi, e questo mi ha aiutato molto per essere veloce.
Grazie Roberto Arioldi, ci rivedremo in questi giorni. Grazie, arrivederci a voi. Binomio importante in campo per la Germania, Ludger Beerbaum monta l'Espoir. Ludger Beerbaum, oro individuale all'Olimpiade di Barcellona, attualmente il numero 1 della classifica mondiale, precede la cognata Meredith Michaels Beerbaum, cavaliere di grande classe che ha già dimostrato di sapersi ben districare con diversi tipi di cavalli, ammirato un po' da tutti i colleghi, un cavaliere nato nell'agosto del 1963. Sono 66 cavalieri presenti a questa edizione del concorso romano, 43 stranieri, 23 italiani, 170 i cavalli ospitati nelle scuderie di Villa Borghese. Ripeto, il tempo da battere in caso di percorso netto è quello di Emilio Bicocchi e di Landru, 30 e 57. Bisognerà essere precisi sugli ostacoli e galoppare davvero, perché il neocampione italiano Emilio Bicocchi ha veramente accelerato fin dal primo metro, dunque sarà dura anche per cavalieri esperti del calibro di Ludger Beerbaum, che va ad affrontare il penultimo ostacolo. Ora l'ultima combinazione, superato questo Oxer in entrata, poi bene anche sul verticale in giallo e nero, in uscita 40 e 43 il tempo, 11ª posizione, un percorso d'assaggio per il cavaliere tedesco. Sì, è un percorso d'assaggio anche perché lo sta montando da poco questo cavallo, e nella prima fase si vedeva che controllava e anche con qualche piccola difficoltà, e poi nella seconda ha mantenuto lo stesso ritmo senza tirare la gara. In seconda posizione, alle spalle di Emilio Bicocchi e di Landru, troviamo per la Gran Bretagna William Funnell con Tibor van het Gonenhof, 31 e 79 il tempo del cavaliere inglese. Vi dicevo quanto successo in precedenza. Abbiamo registrato la vittoria di Roberto Arioldi nella categoria tempo, e poi nella categoria mista il barrage ha visto il successo di Nick Skelton con Pandur nei confronti di Gianni Govoni per l'Italia con l'Europiana Joyeux d'Opal. Al terzo posto Elizabeth Madden Patton per gli Stati Uniti in sella a Judgment. Piazza di Siena mantiene inalterati i propri connotati tradizionali, e per quanto riguarda gli eventi clou vi ricordo già domani la Coppa delle Nazioni riservata a 9 equip, sabato la spettacolare categoria di potenza, e poi la domenica la chiusura con il Gran Premio Roma, la gara più prestigiosa a livello individuale, e poi in serata il tradizionale carosello dei carabinieri. Per la Germania un altro cliente scomodo, si tratta di Christian Allman. Vi ha già detto Puricelli del suo titolo continentale, monta nella circostanza Firth of Clyde, cavaliere nato nel 1974, grande esperienza anche per lui. Mancano una dozzina di binomi al termine di questa categoria, sempre al comando il campione italiano Emilio Bicocchi. Per quanto riguarda Christian Allman, vi ricordo che ha ottenuto la medaglia d'oro a squadre agli ultimi giochi olimpici, quelli di Atene. Germania superpotenza nel settore del salto ostacoli, netta favorita per quanto riguarda la Coppa delle Nazioni in programma domani. La squadra ufficiale italiana si compone di 5 elementi, in ballottaggio per 4 posti i cugini Vincenzo Bruno Chimirri, Emanuele Fiorelli, Ionella Ligresti, Natale Chiaudani. Fra poco cercheremo di svelare anche quale sarà il quartetto che difenderà i nostri colori. Vi ricordo che sarà la seconda tappa della Super League. Samsung Super League. La prima è stata effettuata a La Baule, una Super League che raggruppa le migliori 8 formazioni del mondo. L'Italia lo scorso anno è retrocessa, dunque gareggia in Nation Cup, però
può partecipare in qualità di paese ospitante, perché Piazza di Siena è uno degli scenari a cui la Federazione Equestre Internazionale non vuole proprio rinunciare. Linea Elisabetta Caporale, mentre registriamo il percorso negativo da parte di Christian Alman, ed ora è in campo per l'Olanda Erik van der Vleuten su Audis Oaklund. A te Elisabetta. Sì, grazie Claudio. A proposito di scenari, io ci ho pensato di coinvolgere Marco Cortinovis, che è lo chef de piste, la persona responsabile, il direttore del campo, di questo meraviglioso campo Piazza di Siena. Com'è stato creare tutto questo, e racconti quali sono le novità degli ostacoli particolari che Roma non aveva mai visto? Anzitutto grazie, buongiorno a voi. Sì, quest'anno Roma ha avuto desiderio di innovarsi e di rendersi al pari di tutte le manifestazioni che sono il miglior risultato in Europa. E la prima cosa è stata, dopo le migliorie al fondo, al campo gara che è stato fatto durante gli anni, dedicarsi al parco ostacoli, trattenendo le tradizioni di romane, del Colosseo, la Dea Bendati, i tempietti, che verranno sicuramente riproposti in questi giorni. Abbiamo però portato anche delle novità, non solo scenografiche ma anche tecniche. Questi ostacoli con un fronte non più di 3,5 metri, avremo anche qualcosa da 2,5 metri, un po' in linea anche con la preparazione dei campionati europei che quest'anno accadranno in Italia, e l'indirizzo tecnico dopo le Olimpiadi di Atene è questo: stringere un attimo i fronti e lavorare sulle cadenze delle andature nelle categorie. E questi ostacoli hanno la caratteristica che le equibariere con gli anelli terminali in gomma, poggiando sui ganci ormai tutti antifortunistici nello stesso materiale degli anelli, ha attutito o perlomeno eliminato di parecchio l'effetto dell'attrito. Quindi come era una volta il legno della barriera sul gancio di ferro supporto, c'era più resistenza perché erano due materiali diversi. Adesso questo ha reso l'ostacolo molto più tecnico, più aerorabile. E poi mi diceva che già ci sono stati dei complimenti o comunque degli apprezzamenti da parte tra l'altro dei cavalieri più importanti come Berbaum. Sì, proprio prima di entrare in campo Luger ha commentato positivamente il tutto, visto gli sforzi fatti per Piazza di Siena, ha apprezzato le migliorie al campo, le migliorie al parco ostacoli e anche le scenografie che quest'anno proponiamo, questi laghetti mobili, tra i quali ricordo anche la Riviera Mobile, che è una novità assoluta in Italia, che dà la possibilità di spostarla, quindi rendere tecnicamente il campo gara ogni volta nuovo, e poi risparmiare le battute alla Riviera e le ricezioni, che quando lei ha un concorso di 4 giorni il cavallo, magari anche col maltempo, rovinava, e quindi andava sempre a precludere la tecnicità di questo salto importantissimo. E benissimo, e domani cambierà tutto e domani sentiremo quali saranno poi le novità. Grazie. Volentieri, grazie, arrivederci a domani, buon lavoro. Percorso netto in 39,56 che vale la 10ª posizione per Erik van der Vleuten in sella ad Oaklund, cavaliere che faceva parte della squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa proprio qui a Piazza di Siena. 39,56, un tempo comunque piuttosto lento. Abbiamo parlato con Marco Cortinovis, che è il direttore di campo, lo sarà anche agli europei che saranno ospitati da San Patrignano dal 21 al 24 di luglio. Cortinovis ha sempre dichiarato di avere un insegnamento, una scuola di stampo tedesco, però ha lavorato con tanti direttori di campo molto prestigiosi, primo fra tutti uno dei suoi maestri insegnanti, Marcello Mastronardi, che è qui presente a Roma. Ci fa molto piacere vederlo in forma e dunque potrà giudicare personalmente l'operato di uno dei suoi allievi. Ora in campo per la Francia, cavaliere importante, si tratta di Yves Roger Bost, monta Ideal de la Loge, un cavallo intero di 9 anni, un Selle Français. Classifica sempre capeggiata dal binomio campione d'Italia in carica Emilio Bicocchi e Landru. Per quanto riguarda Bost, lo ricordiamo, medaglia d'oro ai campionati del mondo che si sono disputati nel 1990 a Stoccolma, questo ovviamente per quanto riguarda la graduatoria a squadre. Cavaliere di grande esperienza che ha nel mirino dunque il 30,57 di Emilio Bicocchi, ma sono 4 le penalità del binomio francese e dunque per il momento il
migliore è sempre un binomio italiano. Per gli Stati Uniti adesso Elizabeth Madden-Patton monta De Silvio, già piazzata in una delle categorie precedenti che si sono disputate in giornata. Fra l'altro farà parte della squadra americana che si è imposta nella prima tappa della Super League a La Baule. Molto competitivi gli americani. Ma sono molto competitivi perché qui presentano una squadra inedita, non è la loro prima squadra, non c'è Chris Kappler, non c'è mi viene, scusa, il medaglia di bronzo ai campionati del mondo Peter Wilde, per cui i due più forti, Sira, la sua cavalla, per cui due dei cavalieri più importanti non ci sono. Vuol dire che vincere già la Baule, essere qui con la stessa squadra, essere già a un buon livello. Un'occhiata al percorso che ha una lunghezza di 340 metri, gli ostacoli sono 13 per 16 salti, comprese 3 combinazioni. I primi 8 ostacoli fanno parte della prima fase e gli ultimi 5 della seconda fase. A questa accedono soltanto i binomi che non hanno commesso errori nella prima fase. Superato il muro da parte dell'amazzone americana, che in sella a Judgment si è classificata in terza posizione nella categoria mista del primo pomeriggio. L'Italia si affida a 23 cavalieri, i primi 5 arrivati dei campionati assoluti, poi 15 designati da una commissione di selezione attraverso i concorsi di Arezzo, Cervia e appunto i campionati italiani, il Criterium, poi il concorso di Modena, quello di Napoli, poi concesse anche 3 wild cards. Il capo equipe è Franco Gallo. Dopo l'era Duccio Bartalucci c'è una triade che coordina i lavori, una triade di consiglieri, appunto Franco Gallo, poi Francesco Bussu, Andrea Polcross, però il settore tecnico è affidato ad Hans Horn, che si avvale della collaborazione di Stefano Cesaretto. Intanto 37.03 è buono il tempo di Elizabeth Madden-Patton, nona posizione, un percorso comunque da applausi, senza errori, ed è il 13° netto di questa categoria. Tra l'altro lei ha scelto l'opzione, l'ostacolo numero 9 ha un'opzione, sono 2 verticali, uno direttamente dopo la riviera e l'altro in curva, e lei è stata la prima a scegliere questa opzione, ma non gli ha portato gran beneficio perché ha perso un po' di tempo. Un'altra amazzone in campo, Angelique Horn con Olymp. Il regista Umberto Orti può continuare a seguire la gara, ma la linea va a Elisabetta Caporale. Sì, grazie Claudio. Avevamo pensato di coinvolgere Emilio Bicocchi, che è il nostro cavaliere, il cavaliere che per ora in testa sta seguendo con noi le ultime fasi di questa gara, in 2 fasi, e volevo avere le tue prime impressioni e se quanto si è nervosi in questi momenti. Sì, ormai mancano pochi cavalli alla fine e quindi siamo qui un po' a vedere la fine della categoria. L'impressione è ottima, il cavallo ha saltato bene, anzi direi benissimo, e sta uscendo, è in un periodo di forma e spero anch'io, speriamo che continui, insomma. Insomma, è iniziato bene, poche settimane. Questo nuovo percorso, Piazza di Siena, il terreno, il campo di gara. Sì, quest'anno sono cambiati, c'è il parco ostacoli completamente nuovo, il terreno ad oggi sembra ottimo, se le condizioni climatiche restano così sembra tutto veramente un buon terreno. Sempre bella Piazza di Siena. È sempre un concorso, è il concorso più bello che esiste, penso per tutti, specialmente per un italiano. Continuiamo a seguire insieme quest'ultima parte di gara, grazie amico. E chissà se Angelique Horn la pensa così, dopo i 2 errori commessi, un attimo di imbarazzo per l'amazzone olandese
un imbarazzo che non è sfuggito al nostro regista, che ci ripropone uno degli errori. Emilio, un grave contrattempo su questa combinazione in giallo e arancio. È entrata male una distanza non bella all'ingresso, il cavallo si è già ritirato un po' indietro sul primo e poi con la barriera tra le gambe non poteva certo saltare l'uscita. Emilio, tu hai già qualche anticipazione su quella che sarà la formazione italiana schierata domani in Coppa? Ma la Coppa di domani sono i due Chimirri, rimarrà fuori Ionella Ligresti, me lo diceva lei prima, che per lei è la prima volta nel team ufficiale del concorso come quinta, però il capo equipe pare ha deciso che sarà lei la riserva, diciamo. Però non è ancora ufficiale, magari l'ufficialità ce la dà Elisabetta Caporale fra poco, se riuscirà ad avvicinare qualcuno dello staff tecnico, magari Hans Horn. Intanto, dopo Angelique Horn con Olympe, Robert Splain per l'Irlanda monta Kulkuran Cool Diamond, un cavallo intero nato nel 1989. Linea Elisabetta. Sì, sono con Hans Horn, come accennavi tu, il tecnico di questa bella nazionale che cercherà di fare del suo meglio qui a Piazza di Siena. E finalmente si può dire definitivamente quali saranno i 4 binomi che parteciperanno alla Coppa. Sì, i 4 saranno Bruno Chimiri, Will Fiorelli, Vincenzo Chimiri e Natal Chiodani. Quindi è fuori Ionella Ligresti, che inizialmente faceva parte di questa rosa. E perché di questa scelta tecnica? Ma diciamo che questi 4 sono i cavalieri un pochettino più esperti. Si sa che sono cavalieri che hanno già fatti campionati importanti, Olimpiadi eccetera, e penso che domani ci sarà anche una bella attenzione qui a Roma, a casa nostra, allora ho preferito loro 4 e la Ionella, vabbè, essendo ancora un pochettino più verde diciamo in questo giro, si può approfittare a fare delle altre gare e il Gran Premio domenica. Ecco, non sarà facile quest'anno per il team italiano, o perlomeno sarà più difficile di altre volte per delle assenze importanti. Sì, sentiamo molto la mancanza di Garzia con Alben, ma anche di Grossato con El Quinto e anche Giorgio Nutri con Nigna. Sono 3 binomi molto importanti per l'Italia in questo momento, però dobbiamo combattere con quello che abbiamo e si farà. Con il tecnico cosa si può giocare l'Italia? Niente, bisogna vedere un po' la forma domani, anche un po' il percorso che ha dato a noi o meno ha dato. Sappiamo che le formazioni dei stranieri, specialmente i tedeschi, sono veramente forti qui domani, allora sarà duro, però sono contento perché abbiamo oggi la giornata di apertura, abbiamo avuto già una vittoria e buoni piazzamenti, può darsi un altro fra poco, fa piacere. Grazie, ci rivediamo presto in questi giorni, grazie a me. Grazie ad Hans Horn e complimenti per il suo impeccabile italiano. Attenzione però a Robert Splain, che sta tirando la gara, è di fronte all'ultima combinazione, un brivido sul verticale in uscita, 37,56, un tempo comunque alto, ma arriva il 14° netto di questa categoria. Vorrei chiedere a Emilio Puricelli, dando un'occhiata ai binomi che rimangono, quale può essere l'insidia per Bicocchi? Ma c'è ancora Laura Cloud che entra adesso, c'è la nostra Ionella che penso con questa cavalla sia molto competitiva, che ci può provare. Il più forte di tutti a mio parere è Hubert Bourdi, che molto probabilmente però questa cavalla domani la monterà, Yves Desetis la monterà in coppa, per cui non credo che attaccherà. Questa è diciamo un po' la situazione. Alcuni cavalli devono fare la coppa domani, fanno giusto un percorso di assaggio e altri invece provano la gara. Come anticipato già da Hans Horn, domani sarà difficilissimo emergere contro formazioni valide come quella tedesca, come quella francese, quella statunitense, però diciamo che gli italiani hanno cominciato con il piede giusto. Ricordiamo la vittoria di Roberto Arioldi, ora c'è un italiano al comando nella categoria a fasi consecutive, e poi da segnalare il secondo posto di Gianni Govoni nella categoria mista, ma qui si è aperta una piccola polemica, una contestazione, perché a quanto pare il vincitore Nick Skelton è stato agevolato da un intoppo che ha coinvolto
il cronometraggio, a tutti era sembrato più lento rispetto a Gianni Govoni, e lo stesso sportivissimo campione inglese aveva dichiarato di non essere affatto convinto di avere vinto. C'è stato un reclamo ufficiale, anche se il regolamento in questo senso è piuttosto rigido. Speriamo che venga restituito a Gianni Govoni quello che è stato tolto, senza dolo ovviamente, e naturalmente ci troveremmo di fronte a due sigilli azzurri in questa giornata inaugurale, magari in categorie non eccelse, però già una testimonianza di buona salute. Sì, Claudio, però ha detto tutto bene Ansorn, perché le gare di contorno sono delle gare dove ci possono essere varie situazioni, una competizione completamente diversa. La gara di apertura Roberto Arioldi su queste gare è un fenomeno, Emilio Bicocchi ha fatto molto bene, ma la Coppa delle Nazioni vuol dire arrivare al primo livello. E a proposito di primo livello, arriva una delusione per il nostro Bicocchi, infatti 29,93 è il nuovo tempo da battere. Laura Crout, 15° netto in questa categoria in sella ad Anthem, dunque si porta al comando, un binomio importante che, vi ricordo, secondo nel Gran Premio Roma del 2002, dunque non sarà proprio giovanissimo Anthem, classe 1991, però ha dimostrato di vendere ancora carissima la pelle. 29,93, passa al comando Laura Crout per gli Stati Uniti in sella ad Anthem, e relega al secondo posto il nostro cavaliere Emilio Bicocchi con l'Andrew, binomio campione italiano in carica. Ci avevi messo in guardia, Emilio, sulla minaccia che poteva arrivare proprio da Laura Crout, un'altra amazzone. Si tratta di Ionella Ligresti, che monta l'oro piana Bilitis Jusko, nome difficilissimo da pronunciare. Ma come ti dicevo, comunque Ionella è in un buon periodo, ha fatto il concorso di Linz, si è piazzata, ha fatto molto bene in Coppa, il morale è alto, questa è una cala molto veloce, e può essere che il passaggio al comando di Laura Crout la stimoli ancora di più per cercare di portare a casa questa vittoria. Era difficilmente ipotizzabile il superamento del muro dei 30 secondi, e invece ce l'ha fatta Laura Crout. Tra l'altro tutta la squadra statunitense segue con attenzione in tribuna le prestazioni dei colleghi. C'è stato un grandissimo applauso, ma ora seguiamo Ionella che ha superato il muro, parte iniziale del percorso, bene anche su questo verticale di barriere, ma è già arrivato il primo errore, 4 le penalità. Difficile in questi casi, in gare di questo tipo, coniugare precisione sugli ostacoli e velocità. Ora la gabbia, bene sul verticale d'ingresso, bene anche sull'oxer d'uscita, e l'ultimo ostacolo di questa sua categoria, il verticale su fosso. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 50 e 57, non accede alla seconda fase. Ancora 4 binomi prima della conclusione di questa categoria, che vede al comando Laura Crout per gli Stati Uniti. Ora per la Svizzera Pius Schwitzer monta Unique X, una femmina nata nel 1996. Pius Schwitzer ha partecipato a 26 Coppe delle Nazioni per il suo paese, vincendone 7, dunque cavaliere di discreta esperienza, nato nell'agosto del 1966. Ancora Elisabetta Caporale. Sì, volevo sentire Ionella Ligresti per questa forse delusione di essere stata esclusa dalla rosa che poi farà domani la Coppa. Assolutamente no, anzi sono molto contenta di far parte dei 5 che erano stati scelti per questa Coppa delle Nazioni, quindi sono già soddisfatta per questo. Peccato per questa. Sì, proprio un errorino un po' che potevo evitare. Grazie. Onesta e sportiva Ionella. Pius Schwitzer per la squadra elvetica, squadra svizzera che ha sostituito proprio l'Italia nella Super League, una retrocessione evitata 2 stagioni fa dai nostri, con grande temperamento, grande voglia di fare fino all'ultimo ostacolo, direi, penalizzata in quella circostanza una mini potenza
ultimamente in questo settore come la Svezia, però lo scorso anno la retrocessione, ora l'Italia gareggia nella Nation Cup con la speranza di tornare nell'elite delle migliori 8 squadre che affronterà domani in una Coppa delle Nazioni che comincerà intorno alle ore 15, che vi trasmetteremo integralmente su Rai Sport Satellite fin dai primi percorsi, poi invece collegamento sempre verso le 18:10 su Rai 3. Pius Schwitzer per ora senza errori il suo percorso con Unique. Sono 9 le squadre che vedremo all'opera domani in Coppa: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Stati Uniti, Svizzera e naturalmente Italia in qualità di paese ospitante. A Piazza di Siena abbiamo anche la partecipazione a livello individuale per la Grecia, il Brasile, la Libia, il Messico, San Marino e la Russia. Intanto percorso netto per Pius Schwitzer, però il suo tempo è abbastanza alto, 39,96, gli vale la 14ª posizione, 16° netto di questa categoria. Ed ora una insidia notevole per la capolista Laura Crout, arriva dalla Francia, Hubert Bourdi, monta VDL Group Aedes Tissé, una femmina di 13 anni, Celle Français, grande mestiere, anche grande curriculum per Hubert Bourdi, che ha partecipato all'Olimpiade di Seoul, bronzo a squadre, un bronzo replicato poi anche nel 92 a Barcellona per lui, medaglia d'oro ai campionati del mondo per quanto riguarda la squadra nel 90 in Svezia. Dunque vediamo se come ha anticipato Puricelli, il cavaliere francese si limiterà a una presa di contatto con il terreno di gara, riservando i motivi migliori alla giornata di domani, oppure se sarà interessato alla gara. Come ti sembra da queste prime battute? Beh, nella prima fase non c'è il tempo, per cui controlla e adesso poi vediamo come preparerà dopo la riviera. Tanto ha toccato un po' lì la combinazione, l'ingresso, l'Oxer, che è un salto difficile, fronte stretto tra i fari, i fanali dei piglieri, dove sono verificati parecchi errori. Diciamo che non è una riviera vera e propria questa, Emilio, perché c'è anche un verticale che non è impegnativo, è 1 metro, comunque rende ancora più complicato questo salto, il salto che immette alla seconda fase, affrontata ora da Hubert Bourdi, che sembra andare con il freno a mano. L'impressione iniziale era stata quella giusta, non vuole sprecare munizioni il cavaliere francese, d'altronde l'equipe transalpina è molto attaccata alla Coppa di Piazza di Siena, che ha vinto, se non ricordo male, per 17 volte. Loro qua sono abituati bene, la Coppa gli gira sempre anche molto bene. Vedi, per esempio adesso questo errore, lui ha avvicinato, ha lasciato e sta lavorando con tranquillità per domani. I francesi qua la fanno un po' da padroni, soprattutto negli ultimi anni, gli è sempre andata anche con un po' più di quello che forse gli serviva. Intanto conclude con un errore, 4 penalità Hubert Bourdi, ed ora vedremo Emanuele Fiorelli con Gibus de Mons. Emanuele Fiorelli che vedremo dunque domani difendere i colori italiani in Coppa, mentre il regista Umberto Orti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Bari, ha riproposto l'unico errore di Hubert Bourdi. Emanuele Fiorelli, terzo in Coppa a Roma lo scorso anno, dunque avrà l'onere e l'onore di difendere i colori italiani anche in questo venerdì estremamente difficile per i nostri. Ci attendiamo una prova di carattere, anche se sottolineiamo che sono importanti le assenze di Juan Carlos Garcia, di Massimo Grossato, di Giorgio Nuti. I 3 cavalli sono Albin, El Quinto, Ninja. Emanuele Fiorelli, nato nel dicembre del 1966, cavaliere pesarese.
milanese, praticamente sempre a Milano è stato. L'anno scorso lui ha debuttato qua facendo anche abbastanza bene. È sempre difficile debuttare in Coppa qui a Roma davanti al nostro pubblico, dove appunto tutti si aspettano solo il percorso netto, perché tutti gli altri risultati non vanno bene, per cui la tensione è alta. Uno incomincia a avvertirla già al mattino, che incominciano a guardarti come dire: ma ce la farà questo oggi? Non ce la farà. Poi questi brividi direi che sono decuplicati proprio nel giorno della Coppa. Sì, appunto, la mattina della Coppa è meglio non venire quasi in Piazza di Siena, aspettare fino all'ultimo momento e poi vedere il percorso e concentrarsi per la gara. Bene su questa combinazione, ora il verticale sulla riviera, si comincia a galoppare e da questi primi tempi di galoppo e anche dalla girata repentina si intuisce che Emanuele Fiorelli sta tentando di avvicinare il tempo di Laura Croat, 29,93, però siamo già sui 18 secondi, deve ancora accelerare. Ostacolo numero 12, bene su questo Oxer in bianco e azzurro, l'ultima combinazione, ancora una gabbia di fronte a Fiorelli che va a superare il largo d'ingresso, bene in uscita sul verticale, 33,04, e vale questo netto il 7° posto, comunque una prestazione più che dignitosa da parte del binomio italiano. Un buon giro quello di Emanuele Fiorelli. Questo non è un cavallo da velocità, è un cavallo che ha vinto anche dei gran premi, ma non è proprio un velocista, ma oggi pulito, preciso, ha fatto una bella gara. Ultimo binomio in campo per gli Stati Uniti, Georgina Bloomberg, Monta Riviera. Un destino nel nome per questa femmina nata nel 92 di origine olandese. Questo binomio ha fatto parte della squadra americana che si è imposta non troppo tempo fa nella prima tappa della Super League alla Ball in Francia. Linea Elisabetta Caporale. Sì, prima della fine volevo domandare a Emanuele Fiorelli come sarà domani difendere i colori dell'Italia in Coppa. Domani sarà dura, come al solito, però siamo qua, dobbiamo ballare e balleremo. Buona questa tua prestazione, volevi forse avvicinare un po' di più il tempo di chi è in testa. Ho ritardato qui un po' nella girata, mi è venuto verso la porta alla fine. Ok. Grazie, a domani. Georgina Bloomberg, dunque possiamo anticipare che sarà una vittoria statunitense in questa categoria a fasi consecutive, perché al comando c'è Laura Croat, il guanto di sfida lanciato da Georgina Bloomberg, la figlia del sindaco di New York, questa signorina, che ha una scuderia di una decina di cavalli, per cui sta facendo esperienza in questo circuito nella Super League in Europa, e anche lei sceglie di andare all'opzione, ma troppo stretta la girata e il cavallo ha scartato all'interno. Ha perso secondi preziosi, quindi possiamo anticipare che Laura Croat è la vincitrice di questa categoria. Comunque seguiamo la fase conclusiva di questo percorso, ancora 2 gli ostacoli da superare, 3 i salti, infatti rimane una gabbia. Bene sul largo d'entrata, superato con qualche affanno il verticale in uscita, 40,64 il tempo, dunque la vittoria va a Laura Croat, Stati Uniti in sella ad Anthem, percorso netto in 29,93. In seconda posizione Emilio Bicocchi e Landru, percorso netto in 30,57, e poi in terza William Funnell per la Gran Bretagna con Tibor van Gonhof, 31,79, sempre con il percorso netto. A questo punto abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e con l'aiuto dell'esterna 1 di Bari e del regista Umberto Orti andrei a rivedere proprio i 2 percorsi più importanti della categoria mista che si è disputata nel pomeriggio.
Intanto vedete ancora visualizzata la classifica definitiva di questa categoria in 2 fasi. Anche in questa circostanza i nostri si sono comportati davvero bene e la vittoria è sfuggita a Emilio Bicocchi davvero per un battito di ciglia. Ci inchiniamo dunque di fronte alla precisione, alla rapidità di Laura Crout. Dovrebbe essere pronto il contributo che si riferisce al barrage di quella categoria mista. In campo per l'Italia uno dei nostri migliori cavalieri, Gianni Govoni, di Finale Emilia, monta Loro Piana Joyeux d'Opale, impeccabile sugli ostacoli. D'altronde Gianni è un garista per eccellenza, non lascia nulla di intentato, lo avrete intuito da questa girata per affrontare il verticale di Barriere Rustico. Prende i suoi rischi Gianni. Poi lì è stato l'unico a mettere 4 tempi di galoppo e 6 tempi di galoppo sull'altro verticale. E conclude la sua prova con percorso netto in 35,70. Sembra davvero imbattibile e avevamo già tutti pregustato un secondo successo italiano dopo quello di Roberto Arioldi nella categoria a tempo. Vedete questo bel Sauro molto affiatato con Gianni Govoni che fa fino in fondo il proprio dovere, ma è il momento dell'ingresso in campo di uno dei fuoriclasse di questa disciplina. Per la Gran Bretagna Nick Skelton con Pandur. Ho dato un'occhiata anche ai risultati dell'anno scorso e questo binomio si era imposto proprio nella seconda prova, nella seconda categoria, nella mista, dunque corsi e ricorsi storici. Però guardiamo insieme, peccato che non possiamo cronometrarlo, ma lui girerà anche dall'altra parte prima della linea conclusiva, per cui facendo anche metri in più, come può aver dato 3 secondi a Gianni Govoni, qui qualcosa sicuramente non ha funzionato. Allora c'era stata un'interruzione nel cronometraggio, poi le lancette sono ripartite e dunque un piccolo rebus. Vi anticipo che Nick Skelton concluderà con 34,03, soffierà la vittoria al nostro Gianni Govoni, molto sportivo il cavaliere inglese, ha detto io penso proprio di non avere vinto, adesso vedremo la giuria come si comporterà. E poi dicono che probabilmente hanno ragione, che qui a Piazza di Siena il tempo pare essersi fermato. Mai come in questa circostanza possiamo dire che si tratta della realtà e con un po' di stupore lo stesso Nick Skelton si guarda intorno, guarda il responso cronometrico, a lui la vittoria nei confronti di Gianni Govoni, però c'è un ricorso. In tutta sportività, lo ripetiamo, non c'è nessuna polemica, ma la giuria potrebbe anche cambiare l'esito di questa gara. Intanto è tutto pronto per la cerimonia di premiazione per la categoria a 2 fasi, Laura Crout, Emilio Bicocchi, William Funnell, e poi sottolineiamo anche il 4° posto di Giovanni Magaton, che è in grandissima forma e lo ha dimostrato nella recente edizione dei campionati assoluti. Il regista Umberto Orti inquadra l'orologio di Piazza di Siena, veramente tradizionale, non so quanto abbiamo ancora a disposizione. Siamo proprio in chiusura, una battuta rapidissima da parte di Puricelli, il tuo favorito per la Coppa di domani? Ma la Germania. Germania dice Puricelli. Ringrazio il regista Umberto Orti, Elisabetta Caporale ed Emilio Puricelli. Appuntamento a domani alle 15 su Rai Sport Satellite, alle 18:10 su Rai 3. Restituisco la linea allo studio, a tutti la più cordiale buonasera.